Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura il ritrovamento tra le serre di una zona di campagna di Pachino del cadavere di un uomo. La vittima è un agricoltore di 72 anni, si tratta di Sebastiano Cultrera. La tragica scoperta è stata effettuata nella serata di ieri. Gli inquirenti hanno già avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause della morte. Il decesso sarebbe avvenuto giorni fa. La procura di Siracusa ha intanto aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. E rimaniamo a Pachino e ci spostiamo al caso della morte di Vincenzo Cancemi, il 42enne tecnico riparatore trovato morto il 28 aprile dello scorso anno nella casa di campagna dei genitori in contrada Lettiera. I familiari si oppongono alla richiesta di archiviazione del processo. L'uomo fu ritrovato privo di vita dalla fidanzata che avrebbe allertato i sanitari del 118 dichiarando di aver trovato Vincenzo impiccato a un albero. Ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa si è riservato sulla decisione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione della procura. Grave incidente stradale lungo la Catania Gela in territorio di Mineo, dove un operaio è stato travolto dal conducente di un'auto mentre lavorava in un cantiere della strada statale 417 bis. Soccorso dai sanitari del 118, viste le gravi ferite riportate, il lavoratore è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Feriti lievemente anche altri 2 colleghi. Continua lo sciame sismico iniziato alcuni giorni fa a Malta. Nella serata di ieri alle 20:55 una forte scossa di terremoto è stata avvertita e localizzata dalla sala sismica INGV di Roma. Il sisma è stato di magnitudo 5.6 ad una profondità di 9 km. La scossa sarebbe stata avvertita anche in Sicilia, raggiungendo le province di Catania, Siracusa e Ragusa. A distanza di poche ore altre 3 scosse sono state registrate sempre a Malta. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash a mezzogiorno.